Si può dire con una battuta che non abbiamo mai smesso di ripartire quest'anno e non ricordo neanche il numero delle partenze, false partenze o reset completi che abbiamo avuto. Antonia Piva, dirigente del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, sintetizza il pensiero di tanti dirigenti in questa vigilia di rientro in classe dopo 3 settimane di stop, che accomuna questa volta tutti quanti, dai bambini delle scuole dell'infanzia agli alunni delle elementari e medie fino ai ragazzi più grandi. 110.000 gli studenti trevigiani, tra cui 40.000 delle superiori, per i quali rimane la presenza al 50%. Noi abbiamo preferito non dimezzare la classe, ma dimezzare il numero complessivo degli studenti e il numero delle classi. Perché questo? Perché la classe è una vera unità pensante, non è soltanto una somma di studenti. Domani parte la settimana nella quale saranno privilegiate, direi, le due fasce più importanti di studenti, cioè le matricole di prima, che hanno tanto bisogno di normalità, ma anche gli studenti delle quinte classi. Gli altri rimangono per una settimana in DAD. Come ulteriore misura, chi si reca a scuola ha ingressi e uscite scaglionati. Qui, dice la preside, non ci sono stati focolai. Non è la scuola il luogo del contagio, ma potrebbe essere il luogo della duplicazione portata da fuori, situazioni di socialità non controllata o altro. Il piano della prefettura per la scuola in sicurezza, concordato con l'ufficio scolastico provinciale, è stato confermato. MOM sul fronte trasporti è pronta e da domani la biglietteria centrale di Treviso sarà aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19 per consentire ai ragazzi di rinnovare o acquistare l'abbonamento dell'autobus, sperando questa volta di arrivare dritti alla fine dell'anno scolastico. Il cuore dice sì, la ragione dice andiamo un attimo calmi, non possiamo sbilanciarci, ma come diceva Pascal, il cuore ha ragioni che la ragione non conosce.